Ciao ragazzi, questa è la centralissima piazza Brandolini a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, un borgo bellissimo, medievale, rimasto pressoché intatto nella sua conformazione urbanistica. Qui ogni estate, ogni agosto, si rinnova un appuntamento importantissimo e sempre più sentito, Artigianato Vivo, il festival, o meglio l'elogio di chi lavora col cuore e con le mani. Per noi l'artigianato non deve essere solo avere le cose pronte, preparate a casa nella tua botteghetta e venderle al pubblico. Devi far vedere quello che fai, devi emozionare le persone, perché è quello l'obiettivo alla fine, cercare di mostrare la passione che ci metti nel creare un pezzo unico, perché ogni pezzo diventa unico poi. E quindi vedi in tante aree espositive, vedi proprio chi batte il ferro, chi fa della fusione del vetro, dei piccoli mosaici, vedi proprio la lavorazione e sai che quel pezzo, se tu vorrai acquistarlo, sarà unico, perché sarà praticamente irripetibile. Perciò questa è anche questa forse una delle formule vincenti di Artigianato Vivo, proprio la particolarità, la voglia anche degli espositori di raccontarsi, l'artigiano vuole raccontarsi, perché l'artigiano fa il lavoro perché gli piace, perché altrimenti avrebbe già cambiato lavoro, diciamo. Gli piace farlo vedere, gli piace raccontarlo. Se tu ti fermi in un momento magari di calma vicino a un artigiano e gli chiedi cosa sta facendo, puoi rimanere lì 3-4 ore senza nemmeno proprio una pausa. Sono qui perché questa non è una manifestazione come le altre. C'è una forte selezione degli espositori, c'è un grosso impegno da parte dei volontari e delle organizzazioni che danno vita ad Artigianato Vivo, che è giunta alla sua 41esima edizione. Ma quello che mi ha attirato qui è lo spirito che l'anima, d'accordo a valorizzare il lavoro con le mani, d'accordo ad andare a cercare le chicche, le storie di persone che col loro piccolo laboratorio, nel loro piccolo laboratorio, inventano, creano idee, danno forma a dei pensieri che diventano dei piccoli capolavori. Ma c'è di più. Attorno a questa manifestazione c'è stata una comunità che si è stretta e alla fine ha rivitalizzato il paese, che per quanto bello sia con questo rosso caratteristico delle finestre, che è il colore della casata dei Conti Brandolini, che sta celebrando proprio qua sopra, al di là di tutto questo c'è stato un risveglio, perché grazie ad Artigianato Vivo il borgo ha continuato a rivivere e credo che continuerà ancora per molto tempo. La strada è stata tanta, è stata veramente tanta, partiti da un piccolo cortile nella zona bassa di Cison, poi è stata una mostra itinerante per qualche anno con dei piccoli artigiani, una cosa molto molto ristretta. Negli ultimi anni saranno già più di 10 anni, anche 20 probabilmente, che c'è stato questo exploit, questa ricerca anche da parte degli espositori stessi che vengono da tutta Italia. Riceviamo ogni anno 400-500 domande da parte degli espositori per venire a Cison, e Cison è un paese di 3.000 persone quando proprio ci sono tutti, perché tanti vanno via e magari abitano distanti, e durante questi giorni si ripopola completamente e quindi è piacevole vedere, essendo nato a Cison, da famiglia cisonese, sempre stato a Cison, vedere tutto questo movimento e essere riusciti a organizzare anche quest'anno, dopo un anno di fermo, l'anno scorso abbastanza limitato, vedere la serenità nella faccia delle persone è veramente emozionante. Questo spirito di comunità forse anche questa è una delle forze, mi stai facendo venire in mente un po' tutte le forze di Artigianato Vivo, la comunità proprio che si crea fra tutti, il sapere che tutti quanti stiamo lavorando per un obiettivo. L'obiettivo alla fine è valorizzare quello che c'è, quello che abbiamo. Non è molto, è un paese che comunque è cresciuto negli anni, sta avendo delle bellissime ristrutturazioni, dei bellissimi recuperi di palazzi storici, però valorizzarlo ancora di più e portarlo a tutto questo è proprio quello che cerchiamo. Parlavamo anche all'inaugurazione col presidente Zaia che in tanti borghi
stanno decadendo, si stanno spopolando proprio perché non c'è stata questa collaborazione magari fra tutti i paesani, diciamo, nel creare qualcosa che valorizzasse il territorio. Qui ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo, è un borgo che sta comunque crescendo, è conosciuto, poi abbiamo avuto anche la forza di entrare nell'Associazione Borghi d'Italia, nelle bandiere arancioni del Touring Club, quindi anche quello ovviamente dà una spinta e ti fa conoscere un po' meglio il paese, e quindi tutto questo... La bellezza da sola non basta, no, c'è tanto sforzo dietro a questa manifestazione, come dicevo le associazioni sono fondamentali, i volontari sono fondamentali perché comunque si basa tutto sul volontariato, non c'è nessuna retribuzione, proprio quello che spinge i volontari a venire è proprio vedere la soddisfazione negli occhi delle persone, oltre a essere comunque un momento di convivialità, di festa, perché comunque il periodo è inizio agosto, quindi molti di solito prendono e vanno al mare, invece no, tanti qui a Cison le ferie le fanno lavorando per artigianato vivo. E quindi anche questo è bello da sapere, perché magari ci sono 2 settimane di ferie all'anno e le spendono così.